Beffa clamorosa per i balneari in Sardegna. L'assicurazione obbligatoria da migliaia di euro non copre le mareggiate. Hai capito bene. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti subito e attiva la campanella per non perderti le notizie su vicende assurde come questa, che sta mettendo in ginocchio i nostri litorali sardi. Dallo scorso 1 gennaio le imprese in Sardegna e in tutta Italia sono obbligate per legge ad avere una polizza contro gli eventi catastrofali. Una norma introdotta dalla legge di bilancio 2024 che doveva proteggere le attività dai disastri naturali. Ma qui nasce il paradosso. Perché un'assicurazione obbligatoria per le catastrofi non copre proprio la catastrofe più comune per chi lavora sul mare? La cosiddetta polizza CatNat copre terremoti e alluvioni, ma solo se l'acqua esce dai fiumi. Esclude totalmente i danni da mareggiate, maremoti o le cosiddette bombe d'acqua. Una beffa atroce. Imprenditori sardi che hanno sborsato migliaia di euro di premio per poi trovarsi con le strutture distrutte e zero rimborsi. A sollevare il caso è anche Antonio Pirro, agente assicurativo con sede proprio a Cagliari. Le sue parole sono chiare. Noi ci limitiamo ad attuare una norma scritta dal legislatore. In pratica la legge è stata scritta male e a pagare il conto sono i nostri balneari, da Cagliari fino al nord della Sardegna. Il rischio è che molte imprese balneari della Sardegna non riescono ad alzarsi dopo l'ennesima mareggiata, nonostante fossero in regola. Cosa ne pensi? È l'ennesima tassa mascherata o un errore di chi ha scritto la legge? È accettabile secondo te che un'assicurazione obbligatoria escluda proprio i danni da mareggiata? Scrivilo nei commenti e iscriviti per restare aggiornato sulle operazioni e le notizie dalla Sardegna. E come sempre ti ringrazio con piacere per la tua compagnia e il tuo supporto. Al prossimo video e stammi bene.